io mi auguro che alla fine il risultato sia un po' migliore di queste prime proiezioni, che probabilmente sono piccole sezioni scrutinate per prime e quindi forse sbilanciate. Indubbiamente complimenti a Luca Zaia che ha costruito un consenso fortissimo, personale, e ne prendiamo atto. E inizia un percorso di opposizione che sarà presente e sarà costruttivo, perché io credo che abbiamo bisogno veramente di una dialettica diversa nell'ambito del Consiglio regionale. È stata veramente una campagna elettorale difficilissima, fatta in quarantena e per me poi anche conclusa proprio in reclusione totale. Quindi è stato molto difficile riuscire a far passare un messaggio e a compattare, diciamo così, fuori di quello che è il mondo un po' degli attivisti un po' più partecipi. Quindi è stato veramente difficile riuscire a comunicare il progetto, però ripeto, abbiamo lavorato in delle condizioni che credo fossero nuove in assoluto e indubbiamente chi aveva la visibilità mediatica legata al ruolo istituzionale è stato fortemente premiato.